comunale ad una situazione pesante, e lo leggiamo anche sul nostro giornale L'Arena. Sì. Quello che si sente spesso invocare dai nostri amministratori è che non vengono applicate tasse, ma vengono tagliati gli sprechi. Ormai sono 10-15 anni che sento parlare non vengono applicate tasse, ma i bilanci vengono sanati tagliando gli sprechi. Scherzando, mi viene da dire, Madonna quanto si sprecava 10-15 anni fa. Però la realtà sappiamo qual è come nascondersi dietro il coriandolo. Purtroppo le tasse vengono fatte, magari in modo diretto o non diretto sull'IRPEF, ma vengono fatte facendo pagare a noi cittadini e a noi utilizzatori di servizi sociali il ticket maggiorato, cioè in modo nascosto. Come ha parlato adesso Fasoli, ha detto che i comuni non riescono più a elargire tramite il servizio sociale, o il welfare, come si vuol dire, i servizi. Noi assistiamo che anche il comune di San Giovanni del Patotto è alla canna del gas. È alla canna del gas e per poter avere delle disponibilità economiche a far fronte alle esigenze dei cittadini vende il patrimonio immobiliare. E questo, signori, fino a quando? Cioè terminerà anche il patrimonio immobiliare del comune di San Giovanni del Patotto. E dopo? Punto di domanda. Aspettiamo che il comune di San Giovanni del Patotto faccia un superenalotto corposo? Oppure c'è da mettere mano ad altre cose per far sì che il futuro sia meno pesante delle nostre famiglie bisognose? Quindi chiedo appunto ai nostri consiglieri, su questo punto lo mettiamo in evidenza questa situazione dello smobilizzo del patrimonio immobiliare dei nostri comuni per far fronte a queste esigenze, che nasce, diciamo, a monte, nasce dalla regione e nasce dal non trasferimento, o tutto viene fatto nascondendo, dicendo che con il federalismo fiscale, con il federalismo noi saremo in una botte di ferro? Punto di domanda. Grazie. Grazie Sandro. Ezio Rosa. Ma volevo fare due domande. Vieni pure qui, ti vedo. No, è stato parlato questa sera di bilancio, no? Però ci sono ancora sprechi nella regione, perché alla gente interessa i soldi che vanno sprecati, non il bilancio, non ci sono cose. Per esempio, c'è uno spreco nella regione Veneto come quello che c'è nella regione Lazio e qualcosa anche in Lombardia sulle consulenze che sono milionarie. Sono necessarie tutte queste consulenze perché l'evasione, c'è un progetto in regione sull'evasione fiscale e i soldi dell'evasione fiscale possono entrare nel bilancio della regione o vanno allo Stato? Perché ovviamente si parla tanto di federalismo, ma i soldi del federalismo dove vanno a prenderli? Se non c'è neanche i soldi, perché se lo Stato non dà soldi, questi qua, io penso che non sono capaci di farlo un programma, un progetto come parlava il signore prima. Perché sì, no, che sono capaci di fare col bicchiere quella gente lì, è per quello che non lo fanno, perché non hanno la capacità di farlo, no, non hanno grandi scienziati, sono gente che li conosciamo bene perché prima giravano nella nostra provincia gli amministratori della sanità o altre e poi volevo chiedere ancora, gli anni scorsi il PD aveva un programma alla televisione di un quarto d'ora, qualcosa, ma era abbastanza sufficiente per venire a conoscenza delle idee che il partito portava dentro la regione. E questo mi riferisco alla pubblicità, perché le manifestazioni ne abbiamo fatte di tante, ma quelli lì se ne fregano, quelli neanche vengono in regione, dite voi, no? Non volete che se ne freghino delle cose.
hanno gli affari da fare, hanno gli affari. E vedrete che se ci fosse qualche ponte o qualche strada o cosa, vedrete che là si impegnano a fare quelle cose lì. Forse i soldi sono capaci. Adesso sempre cambia, salvato l'ente Arena, perché sono riusciti a strappare 3 milioni di euro dalla mille proroghe e altre cose, ma a scapito non sa di cosa. Le quote latte hanno messo le cose, nessuno sa che le quote latte che hanno messo dentro, no, le paghiamo tutti.